Il sommario di questa settimana: controlli impianti termici, ancora nulla è cambiato. Certificazioni dei crediti, la procedura non funziona. Lo spread con la Germania vale 14 miliardi ed infine donna impresa in assemblea. Buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Controlli impianti termici, ancora nulla è cambiato. A precisarlo è il presidente dei termoidraulici di Confartigianato Belluno, Lavio Acaia. Il Consiglio dei Ministri lo scorso 15 febbraio ha dato il via libera alla bozza di DPR che riguarda l'esercizio, il controllo e l'ispezione degli impianti. Tale decreto non è però ancora entrato in vigore, quindi attualmente i controlli avvengono con le modalità della legislazione vigente. La bozza del decreto che sarà emanato, spiega il presidente Acaia, conferma che è l'installatore ad avere priorità nello stabilire la periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione, conoscendone le caratteristiche tecniche. Solo nel caso il controllo avvenga con scarsa frequenza, il decreto provvede a fissare la cadenza per il solo controllo dell'efficienza energetica per generatori fino a 100 kW, 2 anni se alimentati a combustibile liquido solido e 4 se a gas. La categoria termoidraulici di Confartigianato Belluno continua a raccomandare pertanto agli utenti di affidarsi solo ad aziende abilitate per garantirsi un impianto sicuro ed efficiente nel rispetto delle normative. Tempi di pagamento: la certificazione dei crediti non funziona. Con i provvedimenti per i tempi certi di pagamento e la certificazione di crediti della pubblica amministrazione entrati in vigore a inizio anno, doveva trovare soluzione almeno parziale la questione riguardante la liquidità delle aziende. Ma ormai a quasi 100 giorni di operatività le attese restano deluse. La procedura messa a punto dal governo per avviare il pagamento dei circa 70 miliardi di crediti vantati da imprese e fornitori non sta funzionando perché troppo macchinosa e gli enti sono in ritardo con gli adempimenti. A gennaio è stato sbloccato solo lo 0,04% delle somme dovute, una goccia nell'oceano. Confartigianato Imprese è impegnata a far cambiare radicalmente questo meccanismo che non aveva mai convinto e che era stato accettato solo per non fare i bastian contrari a tutti i costi. Confartigianato propone invece la compensazione assoluta e diretta debiti-crediti. L'Italia si conferma ai vertici della classifica dei paesi dell'Unione Europea per costo del denaro, con tassi un punto più alti della media europea ed 1,5 punti sulla Germania. Un gap che costa alle nostre imprese però oltre 14 miliardi di euro in più l'anno. Le banche tengono i rubinetti del credito ben chiusi. Quando li allentano vogliono essere certe di guadagnarci, e in Italia in misura maggiore rispetto ovviamente agli altri paesi europei, Germania in testa. Tutto questo lo certifica uno studio di Confartigianato. Nella comparazione europea il tasso medio che pagano le imprese artigiane sui nuovi finanziamenti è il più alto, 3,65 punti base, tra quelli registrati nei maggiori paesi dell'area euro, a 17, dove il tasso medio è di 2,27. La Germania presenta il tasso più basso, 2,17. In pratica ci separano da Berlino ben 148 punti e 97 dal resto dell'Europa. Mercoledì 20 alle 18 presso la sede di Confartigianato Belluno, Donna Impresa terrà l'assemblea provinciale. Oltre alla relazione della Presidente e alla presentazione del programma delle attività 2013, si parlerà di Il marketing è adesso, idee e prospettive per le aziende artigiane, con la dottoressa Roberta Bridda. Infine 2 notizie riguardanti le prossime scadenze. Termina il prossimo 31 marzo la proroga per il versamento della quota Albo Trasportatori. La proroga era stata concessa a seguito delle nuove modalità solo online introdotte a fine 2012. Si avvicina invece il termine entro il quale i soggetti obbligati dovranno iscriversi al registro telematico. Lo dovranno fare online attraverso il sito www.fgas.it. Dal 12 aprile resta necessaria tale iscrizione per l'esercizio di attività che contemplino l'uso di tali gas. Confartigianato Belluno fornisce agli interessati tramite l'ufficio assistenza associati di Belluno, Feltre e Pieve di Cadore il servizio di iscrizione telematico al registro. Ed ora ci fermiamo come di consueto per i servizi di approfondimento. Allora, in data 28 gennaio era stata istituita una giornata di mobilitazione da parte di tutte le associazioni
imprenditoriali, c'era la Confcommercio, c'era il Confartigianato e l'Appia. Questa giornata di mobilitazione sostanzialmente, come avrà avuto anche abbastanza risalto nella stampa e dagli organi di informazione, cercava di mettere in evidenza tutte le criticità che ci sono attualmente fra le nostre imprese. In quella occasione avevamo anche preso l'impegno che non fosse solo una manifestazione di protesta, ma fosse anche l'inizio di un ragionamento un pochettino più costruttivo. In questa ottica il Presidente della Camera di Commercio ha istituito un tavolo di lavoro che si è riunito venerdì scorso. A questo tavolo di lavoro si sono unite anche altre forze che non erano presenti appunto a quella mobilitazione, come ad esempio gli agricoltori, gli industriali, le rappresentanze sindacali, e abbiamo appunto a questo tavolo erano invitati anche le forze politiche. Abbiamo parlato dell'importanza di fare squadra per riuscire a raccogliere il più possibile ad esempio i finanziamenti europei e anche altri finanziamenti che purtroppo tante volte vengono persi proprio per mancanza di sinergia da parte delle forze in campo. Ecco. Poi si è parlato dell'articolo 15 dello statuto regionale che dà appunto delle caratteristiche particolari alla provincia di Belluno. Tutte queste cose abbiamo cominciato a metterle sul tavolo appunto. Ci siamo dati un impegno che questo tavolo ci sia una scadenza fissa, almeno mensile, in maniera da poter portare avanti dei progetti comuni supportati appunto dalle forze politiche che ci rappresentano e che rappresentano tutta la nostra collettività. La cosa più positiva che ho notato a questo tavolo è stata intanto la volontà da parte dei parlamentari di fare squadra anche fra di loro per portare avanti quelle che sono le problematiche, le difficoltà che ha questa provincia, di cercare veramente di lavorare anche assieme. L'altra cosa che è emersa in maniera evidente è che qui o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, e quindi veramente l'importanza di essere tutti quanti coesi per andare avanti su questa direzione. L'ultima edizione di Costruire, a Longarone Fiere, ha visto protagonista anche il neonato Consorzio Legno Veneto. È stato costituito il Consorzio Progetto Legno Veneto, che ha sede presso il Centro Consorzi, raggruppa tutte le ditte della filiera che vanno quindi dal taglio boschivo fino a tutti i lavori, poi la filiera del lavoro del legno. È una cosa per noi importante perché già il fatto di avere la scuola del legno e di avere la tradizione e la lavorazione del legno a Belluno, secondo noi è la parte principale e da dove deve partire qualsiasi iniziativa di promozione del legno veneto. Con il presidente Paolo Saviane cerchiamo di capire le finalità del consorzio. Il Consorzio Progetto Legno Veneto nasce dall'esigenza degli operatori del settore per riqualificare tutta la filiera legno. Vogliamo rilanciare tutta la filiera legno, tant'è che all'interno del consorzio ci sono le varie figure, ci sono i proprietari forestali, ci sono le imprese boschive, le segherie. Inoltre ci sono anche quei settori che utilizzano il legno, quindi costruttori di case, serramentisti, produttori di pavimenti legno e dopo altri istituti che sono a sostegno, altri istituti come il Centro Consorzi, l'Istituto Lazzari Zennari e molti altri stanno chiedendo di entrare in questo consorzio perché già, pur essendo nato soltanto in autunno del 2012, già abbiamo molte richieste di partecipare a degli eventi che siano di promozione.
Il consorzio presenta già un progetto Legno Veneto. Che cosa si propone? Si propone di lavorare sul territorio. Noi sappiamo che il legno e la lavorazione del legno fa parte della cultura e delle tradizioni delle nostre genti. Ultimamente stiamo assistendo che i tronchi vanno al di là delle Alpi per essere lavorati e dopo ritornano a noi sotto forma di prodotti finiti, X-Lam, travi lamellari. Noi vogliamo far sapere alla nostra gente che noi abbiamo aziende che sanno lavorare il legno, che hanno conoscenza e tradizione per poterlo fare, e vogliamo che questo settore sia di nuovo promosso perché è occasione di utilizzare manodopera e rilanciare un settore dove sicuramente abbiamo tradizioni. Un'altra cosa da tener conto è che attualmente viene tagliato soltanto 1/3 della ricrescita dei nostri boschi, quindi questo prodotto ecologico ce n'è in abbondanza e noi possiamo veramente curare i nostri boschi e il nostro ambiente e vogliamo rilanciare il nostro prodotto legato anche al territorio veneto. Lo stand di Costruire che cosa ha promosso quindi? La capacità delle nostre aziende venete di lavorare. Ecco, questa è una casa in legno, sappiamo che oggi il legno è sempre più utilizzato nel settore edile per due motivi: una questione sismica, il legno agevola progettisti per poter utilizzare nella costruzione di case, e una questione ambientale. Sappiamo che per costruire il legno è sufficiente un seme, la terra e il sole. Non c'è consumo di energia elettrica, non c'è niente. Il legno e la lavorazione del legno fa parte della cultura e delle tradizioni delle nostre genti. Allora, oggi invece passiamo a parlare dell'ondulazione, quindi come fare a mantenere un capello riccio oppure come fare a mantenere la piega fatta dal parrucchiere per riprenderla, rinfrescarla e appunto perché sia bella in tutta quanta la settimana finché non si va a rifare la piega. In questo caso parliamo invece di ferro, un ferro Babyliss cosiddetto. Questo però è un prodotto estremamente professionale, molto difficile da usare a casa, però giustamente è uno degli strumenti che noi ci differenzia parecchio, dove otteniamo dei risultati molto molto belli. Quella più comunemente usata adesso è sempre la piastra. Questa è una piastra dell'ultima generazione con la possibilità di avere sempre il discorso lisciante, però nata con questa piccola particolarità dove va a scaldare anche questo lato qua, molto arrotondata, proprio per riuscire a fare questo movimento che poi vedremo in rotatorio, proprio per riuscire a scaldare e a ricciare il capello. Allora, in questo caso facciamo vedere un boccolo fatto con un ricciolo fatto con il Babyliss, appunto. Andiamo sempre a mettere il nostro protettivo di prima. Qui si va a lavorare sia con la piastra con il capello pulito, completamente pulito, ma soprattutto anche, abbiamo parlato prima di una ripresa di una piega, su un capello già precedentemente lavato e già trattato. In questo caso con il Babyliss si gira, si fa un occhiello, si va a scivolare completamente, si gira di nuovo, si fa entrare la punta all'interno e poi si va ad arrotolare fino alla fine. È un lavoro, come dicevo prima, estremamente professionale, però questo è il risultato. Allora, in questo caso la mia collaboratrice vi farà vedere invece un boccolo fatto con la piastra, dove andremo a lavorare sempre con una protezione sul capello, sempre lisciare il capello, e lavorerà con questa piastra un po' diversa, quindi vedete entrata in verticale e si continua a girare fino in fondo ed eccolo qua. Quindi un movimento molto semplice, molto veloce, però dà un effetto completamente diverso, molto più elastico, molto più attuale, molto più compatto e molto più riccio. In questo caso facciamo vedere invece un'alternativa a un boccolo di prima. Piastra non entra più in verticale ma entra in orizzontale per avere una testa, un boccolo più gonfio, e si va a fare lo stesso procedimento però girando verso l'alto e portando la piastra verso l'esterno. Qui vedete che il boccolo parte, a differenza di prima, invece che partire piatto, parte gonfio, quindi in questo caso cambia completamente.
Questi sono giustamente dei piccoli segreti che noi portiamo nel nostro lavoro e che continuiamo a sperimentare, perché poi anche semplicemente il passaggio di una piastra può modificare, può cambiare. È un lavoro, è uno strumento che è in continua evoluzione, proprio perché riesce a permettere dei lavori molto particolari e molto anche creativi. In chiusura di Impresa Diretta ricordiamo il nostro numero telefonico, lo 0437 933 201, per eventuali informazioni che possono essere richieste o approfondimenti su questo notiziario e questa edizione di Impresa Diretta. Programma che ritorna settimana prossima, puntuale su Radio Belluno e Telebelluno. Ovviamente grazie per averci seguito.